Eccoci qua, buongiorno, soprattutto buon sabato mattina. Avendo un po' di disponibilità questa mattina, ho voluto affacciarmi per la solita oretta. Ciao Sergio, buongiorno, buona mattinata a te Paolina, buongiorno, buon sabato soprattutto. E vi ricordo che sono in diretta anche su YouTube, quindi un abbraccio per tutti quelli che mi seguono dal canale YouTube buongiorno a tutte le persone anziane, a tutti gli ammalati con una prestissima guarigione. Allora, questa è una live di saluti, è una live di compagnia più che altro, eh? È una live, diciamo, promozionale, dove io promuovo il mio operato, ok? Quindi chi ha bisogno di me può tranquillamente contattarmi privatamente, riservatamente. Grazie delle condivisioni, Sergio. Eh sì, Sergio, fa caldo, come no, a prima mattina qua, oggi sarà una giornata di fuoco, eh. Sarà proprio una giornata nera, rossa del calore. Buongiorno Massimo, buon sabato anche a te, buona mattinata, tanta buona luce per te. Camma fa e purtroppo ragazzi il mondo deve cambiare, quindi è in atto, è in atto lo sterminio per creare un nuovo mondo, sia come mondo sia come cristiani, quindi è in atto tutto è in atto. L'intelligenza artificiale l'hanno creata. Creata chi però? Quando ci arrivate col cervello, chi ha creato l'intelligenza artificiale, allora cominciate a ragionare e a capire. 5G l'hanno creato, ora stanno creando il 6G, un motivo ci deve essere, e poi vedrete, l'umanità sarà sempre più poca, gli umanoidi diminuiranno sempre di più, ed faranno la strada avanti per robot umanizzati. Questo è il futuro. Fatevi una ragione, siete con cose i soldi, mangiate vita, godetevi la vita perché la vita che stai. Caput tutti a breve. Siamo alla frutta, che la manca la frutta è buona chiusa, carissimo Sergio, qual è la frutta? Stiamo oltre la frutta. Allora, dovete capire che il mondo è in mano a personaggi speciali, personaggi altamente tecnologici che vengono dallo spazio. Quando vi svegliate è troppo tardi.
Salutiamo gli amici di YouTube, purtroppo la chat è disattivata, l'ho disattivata per motivi di tranquillità, visto che ci sono tanti indemoniati, persone indemoniate che non avendo un cazzo da fare danno fastidio nelle live, ma non solo a me, a tutti. Quindi sono persone che purtroppo non hanno una meta nella vita, non hanno un futuro, non hanno niente, campano per campare e quindi danno fastidio a chi è migliore di loro. Stefania, ma tu, perdonami, però mi devi perdonare, sei scema, cioè sei nata proprio scema o ci sei diventata? Lo voglio capire se tu sei nata proprio scema, perché c'è scritto qui, guarda qua, cartomanzia solo in privato. Tu prendi, scrivi, voglio sapere, ma che devi sapere? Che devi sapere? Che guadagno io? Io ti faccio il consulto gratis, che ci guadagno? Mi sai dire io che ci guadagno? Lo voglio capire, Stefania. Fammi capire io che ci guadagno facendo a te un consulto gratis. Poi c'è scritto qua, cartomanzia solo in privato, accidentato, voi siete malate mentali. La cartomanzia a voi vi ha rubato il cervello, vi ha scemoniti. I cartomanti, questi cartomanti che stanno su TikTok, vi hanno scemoniti, vi hanno rubato il cervello, ve lo dice Sandro di Avella. Voi ormai non connettete più. Annalisa, buongiorno, ben entrata nella mia live. Annalisa, ciao. Rosa Romano, buongiorno. Buongiorno, io maestro, io faccio. Che fai? Rosa Romano, che fai? Io faccio una... Ah, cossettia. Stai a correre, stai a fare la passeggiata. Ah, ha capito Rosa Romano? Dove corri? Dove corri? Dove corri? Dove corri? Nata scema è trasuda, vedete? Questa è nata scema. Questa è un'altra scema nata. LV deve essere qualche altra scema. Qualche altra scema nata scema però, perché queste sono gente che purtroppo non stanno bene. Michele Santoro, buongiorno. Ah, Parco Pomigliano. Parco Pomigliano. Bello quella zona lì, dai. È bella zona. Allora, andiamo a bloccare a Stefani perché mi ha segnalato. Vedete quanto è bastarda questa donna, quanto è bastarda che mi ha segnalato. Andiamo a bloccarlo e andiamo a bloccare quest'altra bastarda LV che hanno segnalato la live perché non ho voluto fare a loro il consulto gratis. Avete visto come si ragiona, ragazze? Queste sono le donne che stanno su TikTok. Ah, hanno inventato l'intelligenza artificiale contro gli umanoidi. No, l'hanno inventata perché hanno dato agli umani di mezzo. Hanno stavrangati i scemamiez. Servono persone intelligenti, quindi stanno creando umanoidi, o meglio,
robot umanizzati. Allora, Rosa Romani, mi mantengo un po'. Fai bene, Rosa. Bisogna stare bene per se stessi, anch'io lo faccio. Io vado in montagna o corro qui intorno a casa mia, quindi comunque mi faccio i chilometri, un giorno sì, un giorno no. Mo sono andato in montagna, quando l'altro ieri ho fatto quasi 10 chilometri. Bisogna muoversi, che ma fa. Calma fa. Sì, Michele, però in campagna io amo la natura, la mattina vado a fare i miei 4 chilometri, diciamo, zona limitrofe, poi in montagna vado alla montagna di quasi su Polvica, Polvica di Nola, quelle zone lì, e mi godo la natura. L'altro giorno sono stato in montagna, ho fatto colazione con le more perché adesso ci stanno le more, con le more e con la paletta di fichi d'India, immerso nella natura, senza la presenza di umani. Annalisa, quando dico siete un super maestro, lo siete al 100%. Perché, Annalisa, che è successo? Tu fai 12 km tutti i giorni, carissima Rosa Romano. Però se vieni in montagna con me, devo chiamare il 118 sicuramente. Vabbè, fa parte di abitudini, dai. Fa parte di abitudini. 12 km è buono comunque, dai. Mi sono vicchiaria, la Giuliani Chiane, capito? Come no, figurati. Tu pensi che quando vado in montagna non è che faccio la strada, attenzione. La taglio di traverso, quindi vedi un po' quanti rialzi, quante discese, quindi, quindi è pericoloso. Infatti alcuni anni fa mi ruppe la gamba. Per scendere la coppa alla montagna, ci volette che ci volette. Ah, ci verrò quando vuoi, Anna Rosa Romano, quando vuoi. Guarda che Pomigliano Cancello Scalo non è lontano, eh. Non c'è una cosa più bella della montagna alle 6:30 di mattina, farsi tutto quella salita e discese, mamma mia. Grazie Annalisa. Poi non ti dico quando è il tempo degli asparagi. Allora c'è la raccolta degli asparagi
e vedi quante volte ti devi abbassare e alzare, abbassare, raccogliere e alzare. Quindi questo movimento lo farai, lo faccio per migliaia e migliaia di volte durante la passeggiata. E quindi è un qualcosa di una favola. Poi raccogli, perciò amo la montagna, camminando camminando raccogli la rughetta selvatica, l'asparago, erbe selvatiche, minestra selvatica, e allora mi diverto, mi consolo, quindi passo quelle 2 ore e mezza, 3 ore da favola. Infatti ho postato dei video di l'altro giorno dove faccio colazione con la paletta di fichi d'India, che mangio la paletta di fico d'India. Alcuni mi hanno chiesto, maestro, ma non ci sono le spine torno torno, come la mangiate? Ma non mangio quella grande, io mangio la piccola, la giovane paletta, quella è tenerissima ed è un qualcosa salutare che voi non capite, non potete mai capire. La grande va tolta la buccia e mangi solo il gel che ci sta dentro. Serve per non invecchiare prima, è un ottimo antiruga e anti-invecchiamento. Sì, come la chiami tu? La foglia? Non è una foglia, è una paletta, quella di grossa dove ci crescono poi i figurini a coppia. Ah, ma mi mangio tutta la pianta. No, veramente, veramente. Prendi allora, trovi una pianta non esposto sulla strada, perché poi lo smog non è la cosa giusta. Prendi la paletta, quella pura grande, gli togli la scorza, gli togli la buccia e quello che sta dentro, dopo che gli hai tolto tutte le spine, gli hai tolto la pulita, la fai a pezzetti e te ne mangi un bel pezzetto ogni mattina e vedrai come ti sentirai e come noterai l'effetto benefico del corpo, della pelle. Poi ho anche le piante di aloe. L'aloe la uso per dopo barba, per maschera i capelli. Ogni tanto mi mangio anche il gel che sta dentro. Non è un problema. Anna Lucia Peruzzi, buongiorno. Tanta luce anche a te, eh? No, è un ottimo rimedio, Rosa Romano. Un ottimo rimedio. Io così mi curo, così mi mantengo. Guarda che io ho un'età, non è che sono un ragazzino, eppure mi mantengo in forma. Io ho 67 anni, mica ho 20 anni. Con questi miei sistemi vado avanti. Ah, il sabato pure stanno aperte le poste, vabbè, voi che lavorate nelle poste italiane, purtroppo è così, Anna Lucia, ma non andate in ferie, non fate a turni nelle poste. Sì, la metti nel frigo, ma tu fa una cosa, ti do un consiglio, Rosa Romano. Raccogli la paletta intera, quella trovi la più doppia, la più massiccia. La raccogli,
la metti nel frigo, si mantiene anche un mese, la metti nel frigo, quando la devi mangiare tagli un pezzetto, la sbucci e te la mangi. Così si mantiene per un bel po' di tempo. Ciao Sergio, buona giornata a te e Paolina, ok? Buona passeggiata. Buongiorno Rita Capaldi, buongiorno. Sole Sole, buongiorno anche a te. La buccia che gli togli, carissima Rosa Romana, la buccia che tu gli togli, che gli tagli, quella lì, vedi che c'è il gel vicino, la puoi passare al viso, ok? E lo fai stare così, fin quando puoi che devi uscire, lo fai assorbire alla pelle. È un ottimo antiruga. Capito? Quando volete qualche consiglio a livello di erbe, ditelo a me, io sto sempre a disposizione da darvi consigli per qualsiasi problema. E questo è il metodo adatto, metodo adatto. A digiuno la devi mangiare, a digiuno, a prima mattina. Salutiamo sempre voi tutti che mi state seguendo dal mio canale YouTube. Purtroppo su YouTube la chat è disattivata perché anche su YouTube ci sono gli indemoniati, quindi per quiete vivere ho tolto la chat, perché io con gli umani non ci voglio avere a che fare. Io amo gli animali, detesto l'umano, quindi abbiamo tolto la chat su YouTube. Gli indemoniati non fanno per me. Antonio Tiro, buongiorno. Qui Rossella Pirone, buongiorno anche a te. Grazie Rosa Romano, ti auguro il meglio della giornata e buone cose. E levi a te, a te quella troia di tua mamma, capito? A te quella troia di tua mamma, perché tua mamma per fare a te deve essere per forza una troia. L'ho bloccato prima, ha creato un altro profilo per entrare e per insultare. Vi rendete conto con chi abbiamo a che fare? Vi rendete conto con chi abbiamo a che fare? Queste sono le donne, vedete? La maggioranza delle donne sono queste. Istigatrici. Istigatrici. Poi vengono ammazzate o fatto un favore. Sono istigatrici. Buongiorno, buon sabato anche a te, te guest. Lo sai tu, entrare e dire chi dà morte vicino a me, cioè bestemmiarmi morti. Datemi un motivo che una cessa di questa, ma meglio che mi sto zitto, va. Lasciamo perdere.
tanto c'ho una mia condizione mentale verso le donne, quindi perdonatemi voi donne brave, ma la maggioranza io ho la mia idea, quindi per carità di Dio. Vada retro, Satana. Siete tutte brave attrici con il diavolo in corpo, manchica. Tutto ciò perché io non ho voluto fargli un consulto gratis, capisci Rossella? Perché io non ho voluto fargli un consulto gratis. Pensi te in che gentaglia di merda ho a che fare io qui su TikTok? Che poi la maggioranza delle donne sono tutte così, si salva qualcuno, si salva qualcuna intelligente, ma la marmaglia è questo, assolutamente. Poi si lamentano che non trovano gli uomini, ma che da trovare? Ma chi si mette con voi a passare nuovi? Sì, oggi andò, oggi è nera, Oggi è disco rosso. Oggi è disco rosso. Cosa, te Ghost? Non ho capito, sarebbe corretto ricambiare. Cosa? Mi perdoni, eh? Non ho capito a cosa ti riferisci, te Ghost. Sarebbe corretto ricambiare cosa? Allora, nella mia live io pretendo il rispetto, ok? Va rispettata la mia idea di fare consulti solo in privato, infatti c'è scritto qui, e nella mia live non voglio persone malate mentali, non voglio persone che si scagliano solo perché non faccio consulti gratis. Allora, ci sono, in ogni comune ci deve essere un consultorio familiare. Andatevi a consultare con questo nucleo di assistenti sociali, perché tanti di voi avete bisogno di un assistente sociale. Non avete bisogno del cartomante il Santoni di Avella. Ma io ve lo dico col cuore, veramente, vi giuro. Non ve lo dico perché per rabbia o per qualcosa. No, perché voi non avete bisogno del cartomante, voi avete bisogno di un assistente sociale. Fatevi aiutare, perché una persona normale non si comporta così. È chiaro? Una persona normale non si comporta così. Non entra in una live a chiedere un consulto gratuito quando c'è scritto qui cartomanzia solo in privato. Una persona normale non, dopo che l'ho bloccata, non crea subito un altro profilo veloce veloce per entrare per dire chi ti è morto. A me. A voi giudicare perché non... Ripeto, ho la mia idea delle donne, quindi lascio a voi il giudizio. Non commento.
Allora, Uzzolino dice che brutta pettinatura. E come mai ce la fa? C'hai qualche idea? Tu fai il parrucchiere? Uzzolino, sei donna, sei uomo? Fammi capire, perché se no non posso risponderti. Che brutta pettinatura. Mica posso piacere a tutti. E non ti piace la mia pettinatura, che devo fare? Non so se sei una donna, sei uomo. Se sei una donna non ne capisci di uomini di una certa età. Se sei un uomo devi sapere che a me piace la ciaccarella e non mi piacciono gli uomini. Quindi datti tu una regolata. Brava, brava, brava. Eppure la cioccolata non piace a tutti. Eppure la cioccolata non piace a tutti. Che mi fa? Ma purtroppo noi stiamo in vetrina e dobbiamo dar conto un po' a tutti. Ma vi rendete conto che la gente non ha che pensare? Ma veramente io non capisco, io mi rifiuto di capire l'essere umano, perché ormai l'essere umano ha fallito, ha fatto una brutta fine. Ma tutto questo è successo dal Covid andare avanti, perché prima l'essere umano non era così. C'era più rispetto, più amore tra umani. Dal Covid andare avanti l'essere umano è diventato freddo, cattivo, pronto a trattarti male, eh, ha perso il controllo su se stesso. L'essere umano ha perso il controllo su se stessi, non c'è più l'autocontrollo e si va a ruota libera. Quello lì ammazza un uomo solo perché si voleva divertire, così ha detto. L'altro ha preso a coltellata quella donna, senza quello stava per fatti suoi. Cioè, vedete, non c'è più l'autocontrollo, non esiste più. L'unico motivo è che il diavolo ha preso possesso degli umani. Gesù Cristo ha perso nei confronti del diavolo. Il diavolo ha vinto su Gesù. Il diavolo ha preso possesso in assoluto. L'era di Cristo è finita, questa è l'era del diavolo. Un'altra spiegazione non esiste. Non c'è un'altra spiegazione logica. Perché se tutto quello che sta succedendo, ragazzi, è opera di Gesù, e allora io voglio diventare neutro, perché Gesù mi fa paura. O no, fatemi capire. No, per capire, per capire.
o no? Ma vedete che sta succedendo nel mondo? Vi rendete conto di cosa sta succedendo nel mondo? La gente che è impazzita? Quello lì che ha ammazzato quel povero Dio accoltellato, no? Che ha detto mi volevo divertire. Il motivo è uno solo, ve lo dico io qual è. Perché già precedentemente fu arrestato per una rapina, ok? E il giudice lo cacciò subito dal carcere. Questo qui, essendo un nullotenente, non aveva nemmeno dove dormire né dove mangiare, ha fatto un misfatto più grosso, ha coltellato una persona per andare dentro al carcere, lì dorme, mangia, beve e fa il signore. Lo diamo pure a mangiare. Questo è l'unico motivo. Questo è il motivo. Sta aumentando il calore sempre di più stamattina, eh? Mamma mia. Allora io ripeto sempre che questa è una live di promozione, ciò vuol dire che promuove il mio operato. Non effettuo consulti gratis nelle mie live perché non sto qui per spassare a nessuno, perché ritengo uno spasso. Anche perché chi chiama i cartomanti in live per consulti gratis sono sempre le stesse persone, dalla mattina alla sera. Chiamano tutti i cartomanti torno torno ogni giorno
e quindi dopo che si sono consultati con il cartomante vanno da un altro cartomante. Quindi io non mi voglio sentire usato da questa marmaglia di donne che cercano consulti gratis. Io sono il Sandone di Avella, un personaggio pubblico conosciuto da 47 anni nel mondo della televisione italiana. Ciò vuol dire che chi vuole parlare con me fissa un appuntamento in privato, privatamente, paga il consulto, costo 50 euro, senza limiti di tempo puoi parlare con me. Ok? Quindi non è una live di spasso, non è una live dove puoi chiamare per avere un consulto gratis, perché io non vengo a mangiare a casa tua. Se tutti i cartomanti, tra virgolette cartomanti, perché qua ci sta una marmaglia di cartari, però se tutti i cartomanti farebbero come faccio io, questa marmaglia di gente imparerebbe una volta per sempre come si comporta a chiamare un cartomante. Invece voi no, voi tutti cartari fate consulti gratuiti per trovare la polla da spennare, per trovare il pollastre da spennare. La realtà è questa, e state rovinando il cammino della vera cartomanzia, del vero operatore esoterico. Vi dovreste vergognare, voi cartomante casalinghe, voi cartari improvvisati, che comprate le carte su Amazon e vi inventate il lavoro. Questa è la pura verità. Ciccio Turco, buongiorno. Franci, buongiorno. Ben entrati in live. Tanta luce su di te, Franci, buona giornata. Francesco Russo, buongiorno anche a te, Francesco. Avete capito, no? Quindi, ma a dove sta scritto che io devo lavorare gratis? Ma io non vengo a mangiare a casa vostra. Quando vado al supermercato a fare la spesa, mi chiedi il denaro, mica mi fa la spesa gratis. Ma voi che fate i consulti gratuiti lo fate perché dovete trovare la pollastra da spennare. Tieni la fa tu, tieni la negatività. Il tuo compagno ha un'altra donna, lo recita solo stronzata, sti poveri cristiani. L'ha raccontato solo stronzata, sta povera gente. Chi l'ha già su scema per fare il loro. Voi che un bide sciumuni. Ma che si chiama face? Maurim Fani. Ma secondo voi io, dopo tanti anni di esperienza, 47 anni di duri sacrifici, avete capito? Io c'erano giornate che dovevo fare 3 trasmissioni televisive al giorno, mi dovevo spostare da un luogo a un altro. All'epoca dell'144, all'epoca dell'899, 166, ho fatto duri sacrifici. Ma esce TikTok, mi mette coppa a fare consulti gratis, ma è da pisciocchio. Ma veramente facite, non state buoni caga. Voi non avete bisogno del cartomante, voi avete bisogno dell'assistente sociale. Buongiorno Carmen, buona mattinata. Il buono sa da papà, è chiaro no? O buono sa da papà, non si lavora gratis, ok? Perché il Sandone di Avella, vi ripeto, per arrivare dove sto ho fatto duri sacrifici, duri sacrifici. Oggi se sono conosciuto in tutta Italia è perché ho saputo seminare, ho saputo trattare le persone con guanti bianchi, ho saputo dare aiuto. Ok? Mo non è che a già prendere, a già pigliarsi 47 anni di duro
lavoro, duri sacrifici, agini e ghettango a TikTok. Impasto a munnezza come bu. Ai ai ai. Quando io lavoravo in televisione, dovete sapere che il consulto non era gratis, perché voi pagavate attraverso una telefonata, cioè quando c'era l'144, l'899, voi con la telefonata parlavate con me perché pagavate sulla bolletta del telefono. Quindi voi il consulto vi costava un occhio dalla fronte, lo pagavate profumatamente. Con l'arrivo di TikTok a ruota libera fanno consulte gratis perché hanno capito come si hanno fa soldi, come vi devono ingannare, come vi devono rubare. Non ha niente a che vedere con la vera cartomanzia. Perché credetemi, la vera cartomanzia è un'altra cosa. La vera cartomanzia non è quella che tu chiami gratis e il cartomante deve trovare il modo di convincerti che tu c'hai una fattura, devi trovare il modo di convincerti che tu c'hai un malocchio, devi trovare il modo di convincerti che tu c'hai un maleficio. Devi trovare il modo di poterti fare un lavoretto per estorcerti denaro. Questo è l'unico motivo. Quello che voi imbecille, cretine, ignorante, non capite. E vi fate fregare. Col gratis. Col gratis vi fate fregare. Sta bene a voi, sta bene anche a me. Però poi dico, non mi rompete le palle a me però, perché a me c'è scritto, vedi, cartomanzia solo in privato. Vuoi parlare con me? Devi pagare. Se no, passa a preso. Io tengo che mangiare. Io sono andato in pensione questo mese. Sono grazie di Dio, mi godo la mia pensioncina. Però mi vado a coricare con la coscienza a posto. Avete capito come funziona? Ciao Marianna, buongiorno. Anna Rita, buongiorno anche a te. Grazie del cuore, carissima Carmen, grazie del cuore. Salutiamo sempre a voi di YouTube, del mio canale YouTube, perché siamo in diretta anche su YouTube. Quindi un abbraccio di cuore a tutti voi su YouTube che mi seguite.
Nicola, grazie del segui, dopo ti ricambio sicuramente, ok? Nicola 16. Quella Nicola, carissimo, buongiorno, buona mattinata, Nico. Oggi è male giornata, Nico, fa caldo. Buongiorno a te, Nicola 16. Vicenza Schumacher, ok, Vicenza Schumacher. Grazie Vincenzo, grazie. Schumacher. Oggi sono 35-38 gradi. Povera me. Disse il dottore vicino a me, Nicola, che ha già pigliato pochi solo perché sono mancanze di vitamina D. E chi ha mancanza di vitamina D sa da mettere, ha da pigliare delle pasticche di vitamina D che sto prendendo e mi devo mettere un pochettino al sole. Ieri, per la prima volta, a votato di 4 mi mettete là un schiacco solo, come un provolone, così, però 10 minuti. Me ne trasietto subito a rinde, però devo dire la verità, mi sono sentito meglio. Ma oggi faccio la stessa cosa. Nati 10 minuti mi faccio un schiacco solo. Ti seguivo in TV, Vicenzo. E chi è che non mi ha visto per televisione? Vicino, purtroppo solo chi non teneva la televisione non mi poteva vedere. Io stavo coppa a tutte le televisioni d'Italia, quindi ho fatto un percorso di televisione tutta Italia, nazionale e locali e regionali. Quindi per forza sono conosciuto, mai visto per tutta parte. Allora, girava canale, si vedeva solo Sant'Antonio Ravelli. È stato un bel percorso. Da dove mi segui, Vincenzo, tu? Di dove sei? Napoli? Da che parte del mondo mi segui? Zaira, buongiorno, buona mattinata Zaira. Castellammare, buongiorno CS79 Naples, buona mattinata. Da Castellammare, guarda, io a Castellammare c'avevo lo studio, a Castellammare, nell'albergo sul mare, lì, ma non mi ricordo il nome, non mi ricordo nemmeno se ci sta più. C'avevo lo studio nell'albergo, lì sul mare, a Castellammare, tanti anni fa però, vicino. Bravo, un Miramare, bravo. Al Miramare, ci sta ancora quell'albergo al Miramare. Io avevo lo studio lì dentro l'albergo e venivo ogni mercoledì, mi ricordo anche il giorno, ogni mercoledì ricevevo lì al Miramare a Castellammare. Bei tempi, furono bei tempi. Poi col tempo ci siamo fatti vecchiariello e camma fa, ma ci abbiamo goduto solamente la vecchiaia al miglior dei modi. I 7 kg sia saputo fare, ha fatto, sia non saputo fare, non fa più. Io ci ho saputo fare e faccio ancora. È vero, è vero.
chi stanno pigliate le palle giucce per lampadine elettriche, invece non hanno capito con chi stanno avendo a che fare. Questi pensano che sono uno di tutti quanti sta munnezza che sta in coppa a TikTok, capito? Quello è che a me mi dà fastidio, che questa marmaglia pensa che io sia uno dei tanti che stanno su TikTok. Non hanno capito realmente chi è il Sandoni di Avella. Grazie a me, voi cartari, voi cartomanti, mangiate ancora, perché la cartomanzia, le trasmissioni in televisione le ho creato io. Io sono il papà di tanti cartomanti. Avete capito o non l'avete capito? Se non era per me, cartomanzia non esisteva. Buongiorno Maria Graziella, buona mattinata. Pensi che io avevo all'epoca 1994, quando mi vedevate in tutte le televisioni d'Italia, famiglia buona mattinata, avevo nove collaboratori e collaboratrici, 9. Tra questi 9, almeno 5 di loro sono diventati cartomanti. Qualcuno sta anche qua su TikTok, ma non sono riconoscenti, non dicono chi è stato il loro maestro, non lo dicono, capisci? Li ho creato, oggi fanno i cartomanti, ma non lo dicono mai che lavoravano per il Sandoni di Avella. E grazie al Sandoni di Avella oggi mangiano, non lo dicono e non lo diranno mai. Quando ti seguivo avevo 18 anni, adesso ne ho 53, pensa da quanti ti sei, mamma mia, che bello, mamma mia. Buongiorno Stefano Mauro, è passato del tempo allora, mamma mia. E tu pensi che quando ho iniziato io 47 anni fa, io avevo appena 19 anni. E lo dimostrano i video su YouTube. Su YouTube ci sono i miei video che avevo 19 anni, stavo già in televisione con le carte in mano. Queste sono le prove visibili su YouTube. Quindi avevo 19 anni quando ho iniziato a fare cartomanzia in televisione. Oggi ce n'ho 67, fatene poco conto tu e viene poco quanti anni sono. Può essere meglio sbagliate col cane. Chi sta belle e buone, se sono una mattina, comprano accattano in carta su Amazon e si creano un nome e sono cartomanti famosi, sono cartomanti sono cartomanti bravi, sono persone che parlano che è morto, parlano che è viva. Loro sono di qua, loro fanno questo, fanno quello. A sera per la mattina, il tempo di ordinare le carte su Amazon e ci riprendano pari urne e so cartomante. Chi teneva la nonna che faceva la cartomante, chi teneva un nonno che faceva lo stregone, si inventano tante che li strunzate che sti quattro scivoli che stanno su TikTok si ammoccano pure e credono pure. A me mi viene da ridere, tutto questo mi viene da ridere. Ma come si fa a essere così scemo? Non lo so. Eppure vi ho spiegato come si fa a capire in 2 minuti se state avendo a che fare con un cartomante serio
o con un truffatore. Ci vogliono 2 minuti per scoprirlo. Ve l'ho spiegato tante volte. E voi non mi capite. Ci vogliono 2 minuti. 2 minuti per scoprire con chi state avendo a che fare. Volete sapere come si fa una volta? Qualcuno di voi non mi ha seguito nelle precedenti live? Volete capire come si fa? Ci vogliono 2 minuti, ragazzi. 2 minuti per scoprire un cartomante se è bravo o è un truffatore. Ciao Amy, buongiorno, tanta luce su di te. Orologio alla mano, 2 minuti. Vogliamo scoprire insieme come si fa? Lo volete sapere? Se no mi fate perdere tempo a parlare inutilmente. A me parlare assai è un fastidio. Se lo volete sapere, scrivete sì e io ve lo spiego. 2 minuti, scoprite chi è il cartomante bravo oppure non è bravo. Taurus Atem, buongiorno, buona mattinata. Lo vuoi sapere? Ci vogliono 2 minuti. Andate sul motore di ricerca di Google, cercate Gemini, l'intelligenza artificiale di Google. Si chiama Gemini. Trovate Gemini. Gemini ma vi faccio vedere perché a me mi piace di far capire le cose. Gemini si presenta così, vedete il logo? Questo qua è Gemini, cliccateci sopra, Gemini, sentite qua, Gemini, vedete? Ora nella striscia qui c'è, potete scrivere o potete parlare tastando sul microfono. Allora che fate? Andate anche vocalmente, potete dire, facciamo una prova. Chi è il Santone di Avella? Io ho chiesto di me chi sono io. Vedete la stampa italiana cosa mi Avella dice? è un personaggio eccentrico e folcloristico della provincia di Avellino, diventato una vera e propria figura di culto nella cultura popolare campana, specialmente sul web e in televisione. Noto per le sue doti autoproclamate di sensitivo, indovino e grande esperto di forze della natura, è balzato agli onori delle cronache e della satira sul web, per le sue bizzarre apparizioni in TV locali, le sue accorate difese dell'arte e della musica, e le sue celebri, e spesso surreali, profezie. Tra i momenti più memorabili che lo hanno reso un fenomeno virale ci sono i pronostici di Sanremo. Rimane storica la sua partecipazione a format in cui tentava di indovinare in anticipo i vincitori del Festival di Sanremo con rituali di pura concentrazione. Le canzoni su YouTube. Ha fatto molto sorridere la storia del brano musicale intitolato Amami, che aveva preparato con Allora, questo è quello che dice di me la stampa italiana su Gemini, perché Gemini raccoglie tutte le notizie nel mondo sul Santone di Avella e ve le dice. Ora però andate a scrivere chi è il cartomante Chiappariello, il cartomante che voi volete sapere se è bravo o è truffatore. Andate a scrivere su Gemini e vedete che cosa vi risponde Gemini. Potete chiedere di qualsiasi cartomante. Però dovete fare la prova, se no mi fate perdere tempo. Sono stato chiaro? Taurus, sono stato chiaro? Mi hai seguito? 2 minuti per sapere con chi stai avendo a che fare. 2 minuti per scoprire con chi stai avendo a che fare. Vi ho fatto sentire di me cosa ne dice la stampa italiana. Se andate a scrivere i nomi di questi cartari che stanno su TikTok, ne sentirete di belle. Alcuni non esce niente perché non li conosce nemmeno la stampa italiana, sono improvvisati, quindi non vi può dire niente, Gemini. È chiaro? Perché Gemini è collegato con la stampa
italiana va a prendere tutti i frammenti di quello che dicono del personaggio. Sono stato chiaro? Quindi fate la prova. Fate la prova e vedete che cosa esce fuori. Io, come avete potuto sentire, non ho problemi perché di me si parla bene. La stampa italiana di me parla molto bene. Degli altri andate a verificare. Questo è quanto. Per l'ennesima volta vi ho spiegato come si fa in 2 minuti a scoprire un cartomante se è bravo o è un truffatore. 2 minuti, orologio alla mano, poi potete scoprire il tutto. Perciò, se fate come dico io, tanti di questi cartari hanno affaticato. Fidatevi dei veri nomi, della garanzia. Ma siccome voi cercate consulti gratis, non me ne fotte proprio, voi chiamate a tutti, continuate a chiamare a tutti. Fate come volete perché a me non me ne fotte proprio. Io tengo che mangiare, sto in grazia di Dio. Quindi mi chiamate, non mi chiamate, fissate appuntamento, non fissate appuntamento, non me ne frega più di tanto, credetemi. Io esisto solo per le persone serie, non per la marmaglia. La marmaglia la lascio a voi cartari. Io sono per le persone serie, per le persone che capiscono la realtà della vera cartomanzia. Perché esistono 2 tipi di cartomanzia, la mia che è la normale, la vera cartomanzia, e poi esiste la cartomanzia commerciale. Qual è la cartomanzia commerciale? Quella lì che vi dicono che ci avete la fattura, quella lì che vi dicono stai pieni di negatività, quella lì che vi dicono il tuo uomo c'ha un'altra donna e non è vero niente. Vi dicono tutte quelle cose per potervi offrire un servizio, un lavoro da fare per prendersi i soldi. Questa è la cartomanzia commerciale, ok? Mentre la mia cartomanzia è diversa perché voi mi pagate un servizio, pagate il consulto dietro appuntamento su WhatsApp che costa 50 euro, senza limiti di tempo, io mi metto lì e vi vado a dedicare mezz'oretta della mia vita, senza mai dire c'hai la fattura, senza mai dire queste cose qui. Se me lo chiedete, Cleo, puoi vedere se c'ho una fattura? Ok, vado a controllare, se no io non impongo niente a nessuno. Io offro un servizio a pagamento pulito, corretto e professionale. Tutto qua. Allora, salutiamo Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, buon sabato. Buona mattinata. A proposito, dimenticavo, guardate che ho pubblicato l'oroscopo di quest'oggi, quindi andate a leggere l'oroscopo preparato da me, perché io chiamo oroscopo, ma in realtà sono delle predizioni segno per tutti quanti voi. Quindi andate a leggere il vostro oroscopo. Trovate il video nel mio canale TikTok. Tina, grazie delle condivisioni, grazie, tanta pace e tanta serenità a te. Grazie di cuore, Tina. Vi ricordo che il mio oroscopo ogni sera tardi, sul tardi, viene pubblicato su TikTok, su Facebook e su YouTube, quindi viene un po' pubblicato ovunque. Quindi per voi che seguite TikTok lo potete trovare
nel mio canale TikTok. Per voi che mi seguite su YouTube lo trovate nei video del mio canale YouTube. Allora, volevo ricordare invece a tutti quelli improvvisati cartomanti che il Santoro di Avella effettua anche corsi di cartomanzia, dove rilascio attestati di diploma di attestato, come il mio, ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere così vi date un pochettino una regolata. Eccolo qua. Vi verrà consegnato uno di questo. Vedete? Quindi con tanto di firma del Sandone di Avella, questo qui è stato, l'ho preso il 1991. Quindi io eseguo corsi di cartomanzia che durano 2 mesi, i corsi vengono fatti o da vicino oppure online. E vi verrà, alla fine del corso, vi verrà consegnato un diploma di iscrizione, come il mio, in pergamena. Ok? Quindi chi è interessato può contattarmi al numero in alto. Logicamente il corso c'ha un costo. Allora, che dice Giuseppe? Cleo, se n'è andato un altro pazzo di Napoli, Peppino di Capri. O era? È morto Peppino di Capri. E quando è successo? Quando è successo? Stamattina, stanotte, perché ieri la televisione non ha parlato. Perché mo lo stanno dicendo. Ah, mo stanno a dire. Sì, non si pensa Oh, che mi stanotte, dispiace. stamattina presto, mi dispiace veramente. Mi dispiace, la storia di Capri. Questo è una spiacevole di Capri, dove stava lui che ha fatto la musica del Sì? Vabbè, la morte è per tutti, ragazzi. Per tutti arriva il momento. Questo è una cosa che non puoi sfuggire. E se n'è andato un altro pezzo di Napoli, un'altra storia di Napoli. Eh? Di Capri. Beh, di Capri, comunque, era un cantante italiano, comunque. Che mi fa? Tutti quanti ve ne hai da lì? Tutti prima o poi dobbiamo andare, perciò è inutile che facite i cattivi, facite i falsi, gli ipocriti. Voglio a mettere sangue tutti quanti, chi prima, chi poi, a mettere sangue. Perciò fate i bravi, facete i bravi perché è tuo sangue bravo, io cattivo, Facete i bravi.
Anna Rocchetta, grazie del segui, dopo ti ricambio, Grazie. Voi di YouTube mi potete trovare anche su TikTok perché siamo in diretta sia su YouTube che su TikTok. Quindi potete venire voi di YouTube, potete passare a TikTok, mettete segui, farete parte del mio cerchio di persone per bene. Anna Rocchetti, grazie del cuoricino, grazie del cuoricino. Grazie Vincenzo, dopo ti ricambio anche a te. Ripeto, andate a leggere l'oroscopo di oggi, l'ho pubblicato già ieri sera verso tardi, andate sul mio canale TikTok e cercate l'oroscopo dell'11 luglio, segno per segno. Ogni giorno, mentre prendete e gustate un buon caffè, vi potete leggere l'oroscopo del Santone di Avella. Poi volevo ricordare a tutti voi che esiste TikTok italiano. TikTok italiano dove pagano pure le visualizzazioni, è un ottimo sociale. Io ci sto, ho i miei 1200 follower, quindi se vi volete iscrivere anche voi a questo bellissimo social, che è del tutto gratis, trovate il link nella mia bio, trovate il link, cliccateci sopra e vi porta direttamente nel Play Store per scaricare l'applicazione. Io ve lo consiglio perché a breve inizieremo a fare anche le live, perché è una piattaforma che sta crescendo a vista d'occhio. È italiana, attenzione, è italiana. E la cosa più bella è che quando pubblicate un video, quando pubblicate una foto, ve la fa caricare in HD, cioè una qualità che è una favola. Provate, è una cosa bellissima. Andate sulla mia bio, trovate il link, cliccateci sopra, vi porta direttamente sulla mia pagina, sulla pagina per scaricare l'applicazione. Ok? Che dice Vincenzo? Leo, ho tantissimi ricordi di mio padre, buonanima, era un tuo ammiratore. Questo mi dispiace che è andato via come il mio dolce papà. E lo so, tante persone di una certa età che non ci sono più, mi amavano, veramente mi amavano. Sono cresciuto insieme a loro, Lo so, non è l'unico tuo papà che possa stare in paradiso,
che era un mio ammiratore, ma ho avuto tante persone che non ci sono più, tante mamme, tanti papà, che mi seguivano con amore e con affetto. Quello era il mio pubblico. Non stiamo un nez che sta in coppa a TikTok. Quello era il mondo della televisione. Erano persone con coscienza, con dignità. Ca, coppa a TikTok sta sulla munnezza, la munnezza, la munnezza. Gente malata, gente in munnezza, gente che non hanno dignità, solo cattiveria. Ecco perché io amo il mondo della televisione, perché era tutto un altro pubblico, persone di una certa età, persone che ti rispettavano in cambio di niente, qui invece pretendono, invece sti quattro tufaiolo, pretendono, sulla monnezza dell'umanità. Credimi che quando parlo io so quel che dico. Questo è un altro cartomante che la brucio buchetto. Aspetta, prima che ti... Amico mio, aspetta un po', non chi è presso, prima che tu ti rindoci ti faccio un bel regalo. A te. Ecco qua, l'abbiamo bloccato e ci abbiamo fatto pure un regalo. Ma vi rendete conto che siete ridicoli? Ma non vi rendete conto che siete ridicoli? Mi dà fastidio la mia presenza. Così facevate in televisione e così fate anche su TikTok. Proprio, vi do proprio fastidio. Ai ai ai. Come si fa? Come si fa? Non si rendono conto che sono ridicoli. Questo qui che ho bloccato invece tiene zero follower. Un profilo frisca creato per scrivere come ha scritto truffato io va già fa pigliare la dio fegato hai da schiattare come schiattano i pumarò. Do fastidio perché dico la verità, è chiaro. Sti quattro marioncelli, sti quattro truffature che accattano in carta in coppa Amazon e sono tutte cartomante. Sti quattro marioncelli, sti quattro marioncelli appuzzuttati. Vergognatevi. E da faticare invece imbrugliare la povera gente. Buongiorno Angelina, penna. No, fanno usulitari, fanno usulitari vicino. Fanno usulitario. Questo vince e questo perde. Gli scemi che seguono pure. Tanta scemi che seguono. E s'ammuccano tanta stronzata che le rinno, mamma mia. Ma facete proprio ridere, mamma lo carma. Mi fate proprio ridere.
E vabbè, ragazzi, allora noi ci dobbiamo salutare perché siamo in diretta live da un'ora e mezza. Vi ho regalato mezz'ora in più della mia vita. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento quando mi viene genio, perché a me non è un obbligo. Chi desidera di parlare con me privatamente, riservatamente, sappiate che io da questo momento mi sposto nel privato. Se vi va e volete parlare con me, fissate un appuntamento su WhatsApp, il costo è 50 euro, senza limiti di tempo, puoi parlare con me di tutti i tuoi problemi. Un abbraccio circolare a tutti, vi voglio bene e alla prossima. Questi 9, almeno 5 di loro sono diventati cartomanti. Qualcuno sta anche qua sotto.